Buongiorno a tutti, oggi è il 25 luglio. Siamo qui per parlare della ministra Azzolina e della sua idea pazzesca sull'acquisto di milioni di banchi come questo. Guardate, non voglio neanche discutere del fatto che qui non ci possono stare un libro e un quaderno per prendere appunti. Non ci può stare un vocabolario e contemporaneamente avere la possibilità di tradurre in un foglio a parte o in un quaderno a parte. Non è questo che voglio dire, non voglio neanche pensare ai milioni di euro che vengono buttati via per questi strumenti di didattica innovativa che non sono supportati dalle nostre aule e dalla nostra edilizia scolastica, quanto per parlare della pericolosità di questi banchi nel momento in cui in una scuola ci sia un terremoto o un incendio. Avete visto che hanno le rotelle, quindi sono banchi che si muovono e che possono intralciare in modo veramente pericoloso tutte le vie d'uscita e le vie di fuga dei ragazzi nel caso in cui ci siano degli incendi. Ma andiamo per ordine. La Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, ogni responsabile di sicurezza delle nostre scuole sa perfettamente quali sono le norme da seguire, norme che sono contenute in dispositivi di legge normati dal nostro Stato e che la ministra dovrebbe conoscere bene, anche perché quando tu entri a scuola sei obbligato, per fortuna, a sostenere dei corsi all'interno della scuola che ti ospita proprio per la sicurezza personale, ma soprattutto la sicurezza dei ragazzi. Allora, nella pianificazione dell'evacuazione degli edifici scolastici viene detto chiaramente che in caso di incendio non ci devono essere elementi che possono intralciare la via di fuga dei ragazzi. Ma mi chiedo, ma se non ci devono essere elementi che intralciano, mentre un banco una volta spostato resta lì, ma la via di fuga è definita, con questi elementi mobili, chi mi dà la certezza che nello spostamento dei ragazzi queste stesse rotelle, questi stessi banchi non diventino un ostacolo che possono, che può causare, un ostacolo che può causare anche una perdita di tempo e può danneggiare quella che è la via di fuga, addirittura inficiarla. E un'altra cosa che forse la ministra Azzolina non sa, ma è grave che non lo sappia, è che la Protezione Civile ha fatto proprio per i bambini, per insegnare ai bambini come comportarsi in caso di terremoto, una serie di slide. Io vi ho stampato quella che riguarda proprio il terremoto e che dice a noi insegnanti: guardate, dovete fare in modo che i bambini si riparino sotto al tavolo, perché in questo modo fino alla fine della scossa possono evitare che cada addosso, che cadano loro addosso dei detriti, oppure nel momento in cui dovessero cadere degli arredi, il banco può attutire i colpi. Quindi è una regola dettata dalla Protezione Civile che ci invita a dire ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, a chi frequenta la scuola: riparatevi sotto i banchi. Ma scusatemi, allora o la ministra Azzolina è completamente priva di ogni cognizione sulla sicurezza e prevenzione delle nostre scuole, su come un insegnante si deve comportare nei confronti dei ragazzi, oppure c'è qualcos'altro che non mi quadra sul fatto che si insista per comprare questi banchi. Allora il mio è un appello: prima di tutto vi chiedo di condividere questo video, perché comprare questi banchi in questo momento storico dell'Italia è veramente molto pericoloso. Io non sono un dirigente scolastico, ma se fossi un dirigente scolastico rifiuterei questi banchi, perché non mi garantiscono la sicurezza delle vie di fuga, la sicurezza di poter mettere al riparo i ragazzi in caso di terremoto. E ripeto, tutta la normativa è ben declinata nei manuali che noi dobbiamo osservare. Sul discorso dei banchi, vi prego, è pericoloso, cioè non funzionano, ma io non mi fermo sul fatto che questo piano d'appoggio è insufficiente per un ragazzo delle superiori.
ma anche per un ragazzo, per un bambino delle elementari. Diventano piani d'appoggio veramente insufficienti, sono fatti per una didattica moderna, avanzata, che però non presuppone solo il banco, ma presuppone una serie di attrezzature e un'edilizia scolastica che in questo momento non abbiamo. Ministra Lucia Azzolina, per favore, fermi questa gara. Fermi questa gara, perché ne va della sicurezza dei nostri bambini. E ai presidi chiedo, mettetevi di traverso, non accettate questi banchi. Chi di voi firmerà una qualsiasi documento che garantisca la sicurezza delle nostre scuole? Quale responsabile della sicurezza potrà garantire che nel caso di incendio, nel caso di terremoto, questi banchi non diventeranno intralcio insormontabile per la sicurezza e la salvezza dei nostri ragazzi? Guardate, il momento è critico, ve lo chiedo con il cuore, condividete più che potete questo video e diciamo no a questi banchi, soprattutto invitiamo questo ministro o questa ministra che ha detto di essere la donna giusta al posto giusto, di trovarsi un altro posto, e di informarsi, di studiare la normativa, perché continua a dire che lei è stata un insegnante, ma se è stato un insegnante e non ha frequentato questi corsi basilari per mettere in sicurezza i propri alunni, beh, io un pensiero veramente lo farei, veramente lo farei. Mi affido a voi, condividete più che potete e fermiamo questa gara. Diamo i soldi all'edilizia scolastica, diamo i soldi alle province che possono intervenire su un'edilizia scolastica seria. È un momento difficile per l'Italia, non buttiamo via il nostro denaro.